Amici del basket, la più cordiale buonasera dal Pallaruggi di Imola, giornata numero 26 del campionato di Serie A2 Est ed è tempo di derby tra Imola e Bondiferrara, un derby emiliano-romagnolo che ormai è diventato d'abitudine a questi livelli, anche se Ferrara per qualche anno, e se lo vedremo in corso di telecronaca, ha avuto vicissitudini che l'hanno portata anche in quarta serie. Ebbene, questo derby ritorna alla Pallaruggi con stati di squadre assolutamente opposti. Imola si trova quarta in classifica pur di fronte a 2 sconfitte consecutive fra Coppa Italia e campionato. Ferrara invece si trova addirittura all'11° posto, ma ha rivoluzionato praticamente metà squadra nel mercato fra gennaio e febbraio. Ma per introdurre al meglio questa partita, come sempre qui vicino a me c'è Alessandro Salvini. Ciao Alessandro. Ciao Fabrizio, ciao a tutti chi sta ascoltando in diretta anche tramite l'NP Pass. Sì, hai detto benissimo, Ferrara è una formazione molto tenibile, una formazione che rispetto all'andata è cambiata quasi completamente, assolutamente una squadra che non merita probabilmente l'11° posto attualmente in classifica e soprattutto reduce da una sanguinosissima sconfitta dopo che è stata avanti contro Mantova anche di 25. Partito il match fra l'Andrea Costa e il Pastificio Bondiferrara, attacca la squadra ospite che si schiera in campo con il numero 3 Eric Rush, il 6 è Ike Joseph Udano, con il 13 c'è Jordan Losi, il 12 è Ryan Bucci e con il 33 l'ex di turno di lunga data però è David Burkic, che nella stagione 2005-2006 vestiva la maglia Andrea Costa. Andrea Costa che si schiera in campo con Gerardo Sabatini, che va a sbagliare il primo tiro dell'incontro per Imola assieme a Washington, Maggioli, Anderson e Hassan. Diciamo subito che statisticamente Ferrara è una squadra che tira molto bene da 2 e soprattutto da 3, è la prima squadra per triple realizzate per percentuale con il 37%. Ha dei giocatori che se entrano in striscia possono essere molto pericolosi, come Losi, come Guarino, soprattutto Ryan Bucci anche nel suo passato è capace di mettere strisce molto importanti, quindi Imola è sicuramente in un periodo non molto positivo, sta pagando un pochino la stanchezza delle grandi imprese fatte durante il girone d'andata, però questa sera servirà sicuramente un Andrea Costa da grandi stimolo per poter battere questa formazione estensa. Imola gioca per consolidare il posto playoff, al momento Imola è quarta ed è questo l'obiettivo che vorrebbe raggiungere alla fine del campionato. Ferrara invece ci vuole entrare ai playoff e sarebbe certamente una grossa sorpresa non arrivarci per la squadra estense, dunque ambizioni importanti. E poi aggiungiamoci il sale del derby e quella partita dell'andata che Imola vinse proprio all'ultimo respiro con una grandissima prova di squadra, vincendo al palazzetto di Ferrara. Nel frattempo 2 tiri liberi per Ike e Joseph Udano, il giocatore ultimo arrivato in maglia Ferrara, arrivato direttamente dal campionato finlandese dove giocava sia il campionato locale sia la Lega Baltica per concludere queste ultime 7 stagioni in Italia al posto del giocatore tagliato Elian Anderson. 3-0 il vantaggio ospite dopo 1 minuto e 30 secondi. Imola deve ancora andare a canestro. Prova a uscire Norman Hassan che riceve fronteggiato da Ryan Bucci. Di nuovo il pallone nelle mani di Gerardo Sabatini. Ecco Carvel che attacca il canestro, subisce il fallo del proprio diretto avversario. Si tratta di Eric Rush, che senza dubbio è il giocatore più interessante della squadra ferrarese. L'anno scorso fece il bello e il cattivo tempo in quel di Reggio Emilia, quest'anno sta facendo numeri di altissima scuola anche in Emilia. Sì, è un giocatore talentosissimo, con un gran fisico, e avete visto già come sta tampinando Carvel Anderson in queste prime difese, lo sta praticamente francobollando e seguendo. Bravissimo Carvel che ha provato ad entrare adesso ma ha perso il pallone. Il contropiede viene architettato da Jordan Losi che va a sbagliare, ma a rimorchio è pronto Udano per il 5-0 iniziale e come è capitato già più di una volta in questa stagione Imola parte ad handicap. Occorre andare subito a raccimolare i punti per non permettere alla squadra avversaria di scappare. Prova una tripla molto difficile Carvel Anderson, che parte con il piede giusto. I primi 3 di Imola arrivano dal terzo marcatore del campionato, Carvel Anderson. Rimaniamo in cronaca per l'errore di Jordan Losi che corre a 1000, va a sbagliare. Anche Sabatini vuole correre, si va da Maggioli che non ci pensa su,
sbaglia Maggioli, la tocca Sabatini, ma l'ultima a toccare è proprio il playmaker imolese. Sì, Imola ha avuto un paio di attacchi sicuramente molto con personalismo, 1 contro 1, azioni personali, anche Carvella ha messo quella tripla che ha sbloccato di fatto il punteggio dell'Andrea Costa, solo 3 punti per ora in 2 minuti e 30 giocati. Sicuramente deve cambiare un pochino l'aspetto di questa partita per l'Andrea Costa, altrimenti sarà veramente dura scardinare la difesa degli Estensi. Brutta scelta di tiro e brutto tiro da parte di Ryan Bucci, un vero e proprio veterano a queste latitudini, ma parlando di veterani occorre sottolineare come Ferrara abbia ben 5 giocatori del proprio roster con 34 anni o più. Nel frattempo molto attivo Gerardo Sabatini, impatta a quota 5. E bravo adesso che ha quasi recuperato un pallone, bravo Gerardo, ha personalità, si è buttato anche prima sbagliando lo stesso un tiro anche piuttosto facile, però ci sta provando a cambiare l'inizia, che è proprio quello a cui serve l'Andrea Costa in una partita come stasera. Avete visto da notare come è stato molto bravo già in un paio di azioni. Ferrara non arriva nello specifico con Berkic, che rimane molto su Maggioli, e quindi l'Andrea Costa deve provare a buttarsi dentro l'area. Altro tiro sbagliato da Jordan Losi, che non è partito col piede giusto in questa partita. Dentro Carvel arriva la cancellata da parte della difesa di Ferrara, si butta dentro Eric Rush, arriva il fallo di Leonard Boogie Washington a fermare l'incedere del giocatore con la maglia numero 3 della Bondi Ferrara, che dunque andrà lenta per 2 tiri liberi. Allora è l'occasione giusta per parlare del primo straniero tesserato quest'anno da Ferrara, che poi è un giocatore passaportato svedese nativo dell'Idaho. Come detto l'anno scorso 17,7 punti a partita con 7 rimbalzi con la maglia di Ferrara di Reggio Calabria in Silver. L'anno prima a Varese in A1. In Europa ha cominciato con la squadra cipriota del Limassol, solamente 1 su 2 per Eric Rush, che è anche nazionale svedese. Nuovo vantaggio Ferrara, 6-5. Norman Hassan in possesso di palla, vuole lo spazio per il tiro, cambio difensivo con la marcatura su di lui di David Berkic, prende un altro tiro, storto però Maggioli. Udano non prende il rimbalzo, è invece Gerardo Sabatini a ghermirlo. Ancora Sabatini, si butta dentro, a stretto contatto con il ferro, perde la maniglia sulla difesa di Rush, gli arbitri non vedono il fallo e allora dall'altra parte corre velocissimo Jordan Losi che arma il braccio di Berkic, l'errore, altro rimbalzo conquistato da Rush, non fischiano fallo gli arbitri, ma insomma un paio di contatti sicuramente dubbi in entrambe le aree. Una volta però, una volta contro Imola che riceve finta la tripla Norman Hassan, fronteggiato da Udano, si va sotto per l'1 contro 1 fra Washington e Rush, alla meglio il primo, 2 punti per Leonard Washington. Imola mette la testa avanti, 7-6. Ferrara fa vedere di avere molta voglia di correre questa sera. Sì, vuole velocizzare il gioco. Imola potrebbe pagare in un paio di settimane, detta proprio dal coach, subito dopo la Coppa e la sconfitta di Agropoli. Ha tirato un po' il fiato e poi ha provato a mettere fieno in cascina, cercando lavoro soprattutto atletico. Avete visto in precedenza coach Ticchi aveva già chiamato time out sulla palla persa, sull'errore di Sabatini, anzi che probabilmente ci poteva stare anche un fallo. Poi dopo ha chiesto di rinunciare al time out dopo il bel canestro. Ovvio che Ferrara ha non avrebbe l'interesse di correre in questa partita, anche se come vedete adesso sta giocando tanto sugli 1 contro 1, sta cercando di caricare di falli anche l'Andrea Costa. È pronto sul cubo dei cambi Francesco De Nicolao, vediamo chi gli farà spazio. Dentro Anderson, buon giro di palla per Imola con Sabatini che va per la tripla, gran bella azione di Imola. Quinto punto di Gerardo Sabatini, mai partito così bene in stagione. 5 suoi, la metà dei punti molesi, che dopo essere stata sotto di 5-0 mette la freccia con un 10-1 di parziale, più 4 per l'Andrea Costa. Ma più che i punti è stato anche i 2 recuperi, il fatto di voler provare sempre a recuperare il pallone, a spingere sia contro Bucci che contro Losi, a dare fastidio all'attacco ferrarese, soprattutto per bloccarlo, anche eventualmente per partire in contropiede. Bravo Gerardo questa sera.
Ferrara che qui è sostenuta da un buon numero di tifosi giunti dalla città estense. Ha cambiato tantissimo, come detto a inizio stagione. Sono arrivati Guarino, Soloperto, l'ex di turno, fermato dal giudice sportivo e anche dalla varicella ed è l'assente di questa sera. Poi i giovani Cacace e Brighi e appunto l'arrivo di Udano, dunque ben 5 giocatori arrivati per provare a invertire il trend di una stagione cominciata molto male per la squadra del giovane coach Alberto Morea, che ha preso un po' la leadership di questa squadra dopo che coach Furlani l'ha traghettata nelle ultime stagioni dalla DNB fino alla Lega 2 Silver. Ne approfittiamo per ricordare che l'attuale squadra di Ferrara ha una denominazione diversa per quel che riguarda la società rispetto a quella che ha fatto anche la Serie A1 a inizio anni 2000. Pallacanestro Ferrara 2011, così si chiama il sodalizio, nato proprio nel 2011 grazie al coraggio di un gruppo di imprenditori ferraresi decisi a ripartire dalla DNB, dunque dal quarto campionato nazionale, e da lì 2 promozioni consecutive che hanno fatto riaffacciare la squadra che questa sera ha la maglia bianco-blu nel secondo campionato nazionale. Sbaglia ancora Ferrara, almeno 6 o 7 conclusioni sbagliate consecutivamente dal campo, però a rimbalzo arriva il fallo di Imola e precisamente di Michele Maggioli. Attenzione Alessandro alla lotta dei rimbalzi a Treviglio, Imola l'ha persa per un paio di incertezze, soprattutto a rimbalzo difensivo. Infatti Coach Stick ieri ha rimarcato anche questo fondamentale: Imola deve essere brava oggi a riprendere il controllo dei rimbalzi, a tirare più degli avversari. Soprattutto ieri Coach Stick in conferenza pre-gara ha detto che Imola ha fatto vedere ai ragazzi che su 22 partite giocate in 20 di queste ha tirato più degli avversari e comunque molte di queste le ha portate a casa, i 2 punti. Assolutamente sì, basti pensare che Imola nelle percentuali di tiro è tutto tranne che precisissima, perché viaggia fra le squadre peggiori del campionato come percentuale, ma l'altissimo numero di possessi della squadra imolese fa sì che spesso si arrivi alla vittoria. Nel frattempo un altro canestro clamorosamente difficile da parte di quel fenomeno denominato Carvel Anders. Ci siamo accorti adesso anche, nonostante le belle parole spese per Sabatini, il coach durante il time out l'ha cambiato e ha messo in campo Francesco De Nicolao. Bravo anche Francesco in questo caso, che ha dato un ottimo pallone per Carvel. Carvel è così, è un giocatore che ha un'ottima mano, un'ottima mira, se è libero, se ha un po' di spazio non ci pensa 2 volte a tirare. Fallo commesso sul numero 33 David Burkic, giocatore nativo di Cesena. Dal curriculum veramente spaziale fra Lega 2 e A1 dove ha militato ormai 7 stagioni fa con la maglia di Caserta, in quello che forse è stato l'unico vero e proprio anno difficile della sua carriera, che l'ha visto raggiungere tanti successi e tanti titoli di miglior giocatore italiano della Lega 2. Secondo cambio Imola, entra in campo Patrizio Prato, che è l'unico giocatore con la doppia cifra di media dal punto di vista realizzativo, oltre naturalmente a Carvel Anderson. Gli cede il posto Norman Hassan, che fatica a ritrovare le percentuali di inizio stagione. Imola tuttavia è avanti 13-8. Ancora Carvel, ancora una tripla e questa volta prende solo il tabellone. A rimbalzo c'è Francesco De Nicolao, bravo a prendere il fallo del neoentrato Guarino, che non è propriamente d'accordo. Giusto per dare un'idea della squadra in campo per Ferrara: Burkic classe 82, Guarino classe 1979 e Bucci classe 1981. Dunque tantissime esperienze in campo per la squadra ferrarese. Imola con l'extra possesso, Maggioli attacca il canestro contro Burkic, vuole i primi 2 punti il capitano, arriva l'infrazione di passi per Michele Maggioli. Ricordiamo anche il trio arbitrale Grigioni, D'Amato e Lestingi, chiamati a dirigere una difficile partita. Sì, è una bella fischiata questa. Maggioli ci ha provato, ma comunque essendo così alto, palesando molto in alto, i piedi si vedono
si vedono molto bene, ha fatto un po' un balletto lì sotto canestro, bravi gli arbitri a vederlo, anche in questo caso. Palla persa per Guarino. Ferrara, che è una squadra che perde molti palloni, e tra l'altro il giocatore che entra in campo in questo momento è il giocatore che ne perde di più in tutto il campionato, Jordan Losi. 3 palloni persi a partita. Ferrara, dopo il buonissimo inizio, non segna più. 13-8 il punteggio, con Imola in testa. Bucci si arresta e tira, prende solamente il primo ferro. Bravo Amoni a conquistare la sfera, e via con Carvel Anderson che attacca il canestro. Su di lui le mani di Jordan Losi. Si riparte dalla tripla aperta per Leonard Washington. Terza tripla di Imola, che vola più 8, doppiando gli avversari sul 16-8. Anche Cozzicchi ha applaudito il proprio giocatore. In questo caso Ferrara, dopo l'errore al tiro di Ryan Bucci, non è rientrata per bene in difesa. Bellissima la schiacciata. Nel frattempo il gioco a 2 con la difesa a zona di Imola, che è rimasta un po' addormentata su questo passaggio veramente veloce. Bravo Udano ad andare a schiacciare il -6 per il Pastificio Bondi, giocatore di origine nigeriane ma nativo di Detroit, dove poi ha giocato nel college di Wayne State. Ha cominciato la sua carriera in Europa, in Austria, con i Raiffeisen Wells, ultime 3 stagioni come detto in Finlandia con la squadra del Loima, dove quest'anno ha chiuso con 12,7 punti a partita, prima di arrivare come detto in Italia. Ferrara, brutto pallone, quello servito da Amoni all'indirizzo di Prato. Ne esce una palla persa per Imola, che obbliga Ticchi al primo time out della partita. Sì, ha visto che i propri ragazzi, in questo caso Amoni e Prato, non si sono capiti. C'era un evidente mismatch con praticamente Prato, che è più alto di Guarino, ha provato a dargli il pallone. Questo fondamentale del passaggio non è stato sicuramente positivo, ma Imola comunque, dopo una partenza sicuramente ad handicap, l'ennesima di questa stagione, sembra aver bloccato un pochino, aver stretto un pochino in difesa contro Ferrara. In attacco qualche errore ancora di troppo c'è, però pare sulla strada giusta. 6 su 14 dal campo per l'Andrea Costa, 4 su 16 per Ferrara. Tanti errori dal campo, ovviamente anche tanti rimbalzi. 12 per Imola, 10 per Ferrara fino a questo momento. 4 i rimbalzi d'attacco, i rimbalzi totali, scusate, per Leonard Washington. 1 minuto 23 secondi con il 16-10 stampati sul tabellone. C'è un aneddoto legato a questa partita. L'anno scorso la stessa gara, in quel di gennaio, fu diretta per la prima volta in carriera come capo allenatore dal giovane Lorenzo Dalmonte, che allora aveva 25 anni. Ricorderete perché Ticchi ebbe un piccolo problema al cuore che lo costrinse a rimanere lontano dal campo per 2 partite, e dunque l'anno scorso contro Ferrara, nella vittoriosa partita interna contro gli Estensi, Imola fece debuttare il proprio attuale secondo allenatore. 1 minuto 5 secondi, 5 per il tiro Ferrara, lo vuole Guarino ma ha lo spazio oscurato. Si va ancora da Udano, la cui marcatura rimane un rebus per la squadra imolese. Udano, a forza di conclusioni sotto misure schiacciate, arriva a quota 9 sui 12 punti realizzati da Ferrara, dunque il 75%. Portano la firma del nativo di Detroit. Si prende un'altra tripla Leonard Washington, battezzato dalla difesa estense. Questa volta arriva l'errore del giocatore di Lake Charles. Attenzione che Ferrara ha la palla del possibile -2. Losi cerca ancora ovviamente Udano, su di lui il mismatch con Carvel Anderson. La tripla presa ancora da Ferrara, che ha tanti errori in questa specialità. Si va da Leonard Washington, che decide giustamente di ragionare, questo perché Imola vuole l'ultimo tiro. Vediamo un po', Carvel con il pallone in possesso di palla, fronteggiato da Jordan Losi. 4 secondi per il tiro, Carvel si butta dentro, prende il fallo prima del tiro. Temo che Ferrara però non abbia esaurito il bonus, così è. Dunque fallo intelligente per la squadra ferrarese. 3 secondi per il tiro. Fa in panchina Leonard Washington, visibilmente arrabbuiato.
Cambi anche per coach Morea, che vuole in campo, ed è un rientro dopo 4 mesi, Mattias Ariel Ibarra, giocatore che nella gara contro Trieste si è fratturato tibia e perone e torna dopo un lunghissimo stop. Vediamo come Imola gestirà questi ultimi 3 secondi. Si va da Carvel, prende un tiro impiccato con la tabella. Carvel Anderson, con un po' di fortuna ma tanto senso del canestro, mette la tripla che ristabilisce le distanze. 19 per Imola, 12 per Ferrara, sulla magia di Carvel Anderson. Bravo Carvel Anderson, al suo 9° punto se non sbaglio. Da sottolineare i soli 12 punti concessi in questi primi 12 minuti questi primi 10 minuti, scusate, alla formazione estense. Assolutamente tanta roba questa sera. Brava Imola in difesa con questa zona, ha sicuramente sofferto un pochino a rimbalzo, forse anche troppo, però alla fine per adesso ha ragione coach Ticchi. Guarda, ti do un dato, Alessandro: 1 su 14 al tiro per la squadra di Ferrara, se togliamo il 4 su 4 di Udano. Dunque la squadra ferrarese sta tirando con un 1 su 14 globale, eccezione fatta per il 4 su 4 del proprio giocatore americano. 19-12 dunque si conclude il primo quarto con 9 punti di Carvel Anderson, 5 di Sabatini e 5 di Washington. Imola a segno con ben 4 triple e un complessivo 6 su 15 al tiro. Imola ha fatto molto meglio da 3 che da 2. 13 i rimbalzi conquistati dalla squadra di Giampiero Ticchi. Un commento anche da Luca Monduzzi e del resto del Carlino. Buonasera a tutti. Sicuramente il dato che hai segnalato tu delle difficoltà al tiro di Ferrara sono state evidenti e sicuramente certificano i 12 punti segnati solo in questo primo quarto. Forse Imola fino a un certo punto non aveva fatto tanto meglio, comunque ricordo un 13-8 dopo appena 7 minuti, quindi gli attacchi non stavano brillando. Imola dal canto suo aveva perso molti palloni. Maggioli forse non è apparso nel suo momento migliore al tiro in questo momento. Le triple di Anderson, una allo scadere, e quelli di Washington in quel frangente hanno dato sicuramente un vantaggio molto cospicuo a Imola, perché in queste difficoltà riuscire a trovare comunque un vantaggio di 7 punti non è cosa da poco e sicuramente aiuta ad affrontare meglio anche l'inizio di questo secondo quarto. Secondo quarto che comincia con il possesso Andrea Costa, ancora con Carvel, altra tripla con il raddoppio di marcatura, questa volta l'errore di Carvel. Ferrara dunque decide di correre, ancora Udano, il primo errore da parte del numero 6 ferrarese, che dunque si adatta un po' al disastroso trend dei compagni fino a questo momento dal punto di vista realizzativo. Imola però deve battere il ferro con decisione, perché Ferrara è squadra che vale ben di più del suo 11° posto in graduatoria. E attacca l'Andrea Costa, sceso in campo con Maggioli, Anderson, Prato, De Nicolao e Amoni. È proprio De Nicolao che prende palla, altra tripla forzatissima, altra conclusione di tabella, altro regalo per Imola, quinta tripla per l'Andrea Costa, 22-12, più 10 per un Imola che pare prenderci gusto a segnare di tabella da 3. Sì, non è propriamente la specialità della casa, anche quella di De Nicolao, soprattutto bello nel frattempo il recupero di Carvel, che sembra assatanato questa sera. Comunque bravo anche De Nic a trovare questo jolly, ottimo, molto interessante. Peccato per la palla persa in questo istante. Imola sembrava abbastanza in striscia, doveva ragionare in questo caso, invece ha tentato di aumentare i ritmi e non gli è andata bene. Fallo di Prato che protesta vibratamente, ma mi sento di dire è un fallo che porta molto bene a Imola, perché il giocatore avversario era diretto a canestro. Dunque Prato commette sì una penalità, però è una penalità che alla fine toglie 2 punti a Ferrara e regala la difesa schierata all'Andrea Costa. 8 minuti e 42 secondi sul cronometro che dunque ci separano dall'intervallo lungo. Riceve Udano con questa rimessa, va ancora a segnare Ike
Joseph Udano, che va in doppia cifra, però insomma troppa facilità con cui questo giocatore va a segno. Poi bravo lui, ma bisogna assolutamente fare qualcosa. Giocatore che già sembra promesso il prossimo anno a Sassari. Giocatore, l'abbiamo visto, dal fisico grosso e intensissimo, non una grandissima mano lontano da canestro, ma una vera e propria bestia, come lui si è soprannominato in sede di presentazione non più tardi di 2 settimane fa. Il fallo di Ferrara, anzi no, l'infrazione di piede di un giocatore ferrarese. Regala la rimessa con 15 secondi sul cronometro all'Andrea Costa. Se ne incarica Patrizio Prato. Si va in angolo da Francesco Amoni, riceve De Nicolao col passaggio consegnato. Poi il tiro, se lo prende con fiducia Francesco De Nicolao. Questo è quello che deve fare Imola quando un giocatore è libero, deve andare alla conclusione, perché tutti devono contribuire alla buona riuscita di una stagione molto importante per quella imolese, che va a recuperare un pallone sotto il proprio canestro. Il fallo in transizione di Guarino ai danni di De Nicolao. 2 playmaker questa sera, molto attivi, molto presenti, molto puntuali. Assolutamente. Prima nel primo quarto, i primi 6 minuti, Gerardo Sabatini, ora anche De Nicolao sta cercando in tutti i modi di recuperare i palloni, di muovere i ritmi dei compagni. Bravo per adesso, non male gli esterni, nel frattempo un po' di riposo, è la prima volta che va in panchina anche Carvel Anderson, rientra Norman Hassan. Senza americani Imola in questo frangente di partite. Hassan riceve dopo essere entrato in campo, altro consegnato per De Nicolao che va fino in fondo. Arriva la chiusura da parte di Udano, poi addirittura gli arbitri avevano dato la rimessa alla squadra ferrarese, ma insomma, anzi no, alla fine dopo un conciliabolo la palla viene data agli ospiti con molti dubbi, direi. Luca. Come? Ah, no. A mio avviso mi sembrava abbastanza netto che De Nicolao avesse spostato la testa per non toccare il pallone, quindi non ho visto neanche lo stesso De Nicolao ammettere l'errore, quindi presumo che la rimessa fosse imolese in questo caso. Mamma mia, nel frattempo altro numero di Udano sull'alley-oop, grandissima giocata da parte del numero 6 che, lo ricordiamo, ha segnato 13 dei 16 punti fin qui segnati da Ferrara. Mentre nel frattempo Imola va a segno con un attivissimo De Nicolao che subisce anche il fallo della difesa imolese. Sì, stavamo dicendo prima, sicuramente gli arbitri hanno avuto un loro conciliabolo, anche perché sembrava prima fallo praticamente sul giocatore imolese e poi sicuramente il giocatore imolese ha toccato lui il pallone. Sbaglia De Nicolao, ma arriva il rimbalzo d'attacco di squadra di Imola, che dunque regala sul più 10 locale un altro possesso ai biancorossi. Nel frattempo De Nicolao arriva a quota 7. Tutti suoi i 7 punti segnati da Imola in questo secondo quarto. Prato riceve, va per la tripla, l'errore, non arriva il rimbalzo di Norman Hassan, arriva invece quello di Guarino. Udano nel frattempo è nato in panchina per rifiatare. Vediamo dunque cosa riuscirà a fare la squadra estense senza il proprio totem. Fallo difensivo dell'Andrea Costa. Imola si sta caricando di falli. Secondo fallo del Gaucho. Dura poco l'ingresso in campo di Jacopo Preti, perché rientra in campo Leonard Washington. Ferrari in possesso di palla, 7 minuti sul cronometro di una gara molto spezzettata. La vuole sotto Burkic, riceve smista per la tripla di Guarino. Sul rimbalzo la tocca solamente Washington, sente la pressione da parte di David Burkic che gli insomma rende molti più centimetri.
26-16, comodo e ampio vantaggio di Imola, 6 minuti e 50 secondi con una irriconoscibile Ferrara. Riceve Bucci e segna un canestro dei suoi. Ecco le conclusioni per cui Ryan Bucci è diventato famoso un po' a tutte le latitudini del basket italiano. Attenzione, Imola, se si accende Bucci, se si accende Guarino, sono tutti, anche lo stesso Losi, sono tutti giocatori molto pericolosi che sino adesso hanno in difesa qualche problema contro gli esterni dell'Andrea Costa, però sono giocatori che se prendono continuità possono far veramente molto male e lo vediamo anche adesso. Eh sì, vedi che Imola spesso e volentieri anche questa sera a rimbalzo perde qualcosa, è un attimo. Prima Bucci, poi Jordan Losi mettono il -5 per la squadra ospite. Nel frattempo sbaglia De Nicolao, il facile appoggio. Ferrara ancora col pallone in mano. In un attimo gli estensi sono tornati sotto. Un po' di ball handling per Eric Rush che poi perde palla sull'ottima difesa imolese. Però è il momento di continuare a segnare punti. Ha chiesto un timeout Tiki. Vediamo se sarà costretto ad annullarlo con questa tripla di Norman Hassan. Ancora palo per il giocatore italo-egiziano formatosi a Rimini. Tanti errori ora per Imola, soprattutto dall'arco dei 3 punti. Ferrara con Losi, servito Eric Rush. Smista per Bucci, gran giro di palla Ferrara, tripla di David Brkic. E allora con 3 giocatori diversi, pur senza Udano, 8-0 il parziale Ferrara che parla italiano, 26-24, tutto da rifare per Imola. E pensa che nell'ultima azione l'Andrea Costa aveva difeso anche molto bene, bravissima, veramente chapeau all'attacco molto veloce che ha mosso il pallone molto bene dei ragazzi di Cossa Morea. La tripla di David Brkic, formatosi nella giovanile della Virtus Bologna, giocatore classe 1982 che ha debuttato con la squadra austriaca dei Trashkirchen Lions nel 2001-2002, poi ha disputato 2 campionati nella Virtus prima di passare al Progresso Castelmaggiore in Lega 2, dove si è fatto notare per la prima volta qui in Italia. Poi per lui Rimini, Ferrara nel 2004-2005, poi l'esperienza degna di nota a Imola dove è sbocciato definitivamente, 13 punti e 6 rimbalzi a partita con il 44% da 3. Poi Ferrara, Pavia, Caserta con la promozione partendo dalla panchina. L'anno difficile in A1 in quel di Caserta nel 2008-2009 dove trovava il campo solamente per 12 minuti a partita. La grande performance l'anno successivo a Udine in Lega 2 quando segnava 15 punti a partita con 8 rimbalzi, miglior giocatore del torneo 2009-2010. Poi Veroli per 2 stagioni, Brescia nel 2013 con quella finale promozione persa la quinta contro Pistoia e poi le ultime 2 stagioni in quel di Napoli in A2 Gold. Tornata a -2 Ferrara dopo il timeout chiesto da Giampiero Ticchi, rientra in campo Gerardo Sabatini, c'è anche Sgorbati fra i 5 di Imola, ancora con Carvel in panchina, riceve Prato il cui apporto offensivo questa sera fin qui è stato inconsistente. Fallo subito da Gerardo Sabatini, precisamente da Ryan Bucci. Secondo fallo per il giocatore passaportato italiano ma nativo di Smithtown negli Stati Uniti. Abbiamo varcato nel frattempo la metà del secondo quarto. Imola che aveva 10 punti di vantaggio fino a 2 minuti effettivi fa, ora si trova solamente avanti di 2 con il tiro di Francesco Amoni. Bene fin qui gli italiani di Imola con i 2 playmaker e Amoni a segno ripetutamente. Brodino per Imola che arriva a +4, fallo però di Leonard sotto misura a impedire 2 punti sicuri di David Brkic. Attenzione perché per Bughi è il terzo fallo e questo può essere un fattore per la partita. Dubito che rivedremo Washington in campo prima dell'intervallo lungo. Immagino di no, questa è una pessima notizia per i tifosi dell'Andrea Costa. Era l'unico giocatore che almeno provava ad arginare
i lunghi avversari, un giocatore che sicuramente può prendere rimbalzi, può saltare. Si è visto che in difesa Michele ma anche Francesco Amoni qualche problemino l'hanno avuto contro di loro. Adesso Imola deve stare attentissima, anche perché in attacco, quando si trova in attacco, sta cercando di raddoppiare sempre gli esterni a lato per rubare qualche pallone Ferrara, quindi bisogna che faccia molta attenzione. Adesso, come vedete, la difesa degli ospiti è molto alta. È rientrato in campo quello che finora è il miglior giocatore per Ferrara, Ike Udano, 13 punti segnati con 6 su 7 al tiro e 4 rimbalzi. Prato riceve il fallo proprio del giocatore di origini nigeriane, primo fallo per lui. Rimessa a fondo per Sgorbati davanti alla nostra postazione. Losi si lamenta per il fischio arbitrale, 14 secondi per il tiro Imola. Sgorbati per Amoni, Maggioli lontano da canestro. Attacca Sabatini, finalmente, insomma, gli arbitri cominciano a fischiare qualcosa in più anche a Ferrara. 3 falli consecutivi fischiati in un amen con la squadra ospite, che raggiunge il bonus a 4-14. Gerardo Sabatini in lunetta per una coppia di liberi. Si scalda anche un pochino l'ambiente. Adesso vediamo Coach Morea che è in mezzo al campo, non si sa con chi sta parlando, probabilmente con i suoi ragazzi. È arrabbiatissimo, ha ragione, che stanno pensando più a protestare contro gli arbitri che a giocare. Sicuramente non è positivo per loro, soprattutto in un momento che erano rientrati solamente a 2 punti di svantaggio. - 28-26 sui 2 tiri liberi in arrivo per Gerardo Sabatini. Imola fin qui 11 su 25 dal campo, Ferrara 10 su 27, sostanziale equilibrio ai rimbalzi. Si fanno sentire le 2 tifoserie in campo e sugli spalti. Ancora riposo per Carvel. Ticchi in campo con Sgorbati, Prato, Sabatini, Maggioli e Amoni. Dall'altra parte coach Morea mette in campo Rush, Udano, Brkic, poi Ibarra e con il numero 13 Jordan Losi. In lunetta c'è Sabatini con una coppia di liberi, 1 su 2 al tiro. Imola che in quel di Treviglio ha sbagliato qualche libero di troppo che poi ha compromesso l'esito della partita. 2 punti che sarebbero risultati fondamentali nella corsa al quarto posto, ma insomma la reazione di Imola in quel di Treviglio dopo la brutta prestazione contro Agropoli in Coppa Italia è degna di nota. Udano questa volta sbaglia, lotta a rimbalzo con Sgorbati che la spizzica all'indirizzo di Sabatini che fa quello che gli riesce meglio, cioè correre. Prato però sbaglia la cosa più facile, cioè il 2 punti, e dall'altra parte arriva la schiacciata di Brkic. Insomma, alla fine 4 punti buttati via perché il contropiede concesso a Ferrara è scaturito proprio dall'errore sotto misura di Prato. Solo +1 per l'Andrea Costa, che ha praticamente dilapidato, ma grazie anche alla buone cose fatte da Ferrara. Dicevamo, ha dilapidato un po' quanto di buono fatto nei primi minuti di gioco. Arrivano nel frattempo con grave ritardo rispetto al solito i primi 2 punti di Michele Maggioli. Tante, troppe palle perse in attacco da parte dell'Andrea Costa. Interessantissimo anche, come avete visto nell'azione precedente, che ha portato palla a Sgorbati. Deve essere la prima volta che Coach Ticchi utilizza questa opzione. Conclusione pesante, errata ancora da Imola che sta sporcando le proprie percentuali. È un corri e tira per Ferrara, va dentro Rush di Caparbietà. Il 5° punto di Eric Rush. È una Ferrara molto spuntata da 3 punti, ma che sotto misura
sta facendo cose molto importanti, andando soprattutto a testa bassa, attaccando il canestro nelle ultime circostanze. 31-30, una gara non bella ma come spesso capita molto equilibrata. Maggioli contro Brkic, duello ad altissimi livelli, forse falli di Brkic, butta lì una preghiera Maggioli, il bel rimbalzo conquistato da Sgorbati che poi va a ricevere il fallo della difesa ferrarese. Mamma mia che intensità, avete visto quanti contatti lì sotto le planche, Brkic e Maggioli, tantissima esperienza lì sotto. È arrivato comunque il momento di Carvel, c'è bisogno anche di un po' della sua pericolosità, probabilmente è stato anche troppo a sedere, ma probabilmente giocherà più nel secondo tempo. In lunetta Giacomo Sgorbati, giocatore appena 19enne, nativo di Castel San Pietro, a 2 passi da qui, formatosi a San Lazzaro e poi l'anno scorso con la squadra di Casal Pusterlengo. Primo punto per Giacomo Sgorbati, Imola con 2 di vantaggio, 32-30, con Ferrara che ha la palla del pareggio dopo tanto tempo. Qui arriva il fallo in attacco, direi fallo in attacco a Ferrara, a Udano, blocco irregolare, il secondo fallo di Udano che protesta. 2 minuti alla fine, fischio che aiuta Imola in questo frangente, un Imola però che deve andare all'intervallo con una dote più cospicua e speriamo che il ritorno in campo di Carvel possa aiutare a trovare quei punti che nel secondo quarto sono mancati per Imola. Imola che ha segnato appena 13 punti fino a questo momento, facendo una gran fatica a trovare le vie del canestro. Rimessa Sgorbati all'indirizzo di Michele Maggioli. Eccolo Carvel che riceve quasi in frazione di campo, poi Maggioli la conquista, 7 secondi per il tiro, si va allora dalle mani di Gerardo Sabatini, scusate, che va fino in fondo. È un Sabatini versione extra lax quello di questa sera, 8º per lui, toglie le castagne dal fuoco il play bolognese. Losi per la tripla, errore, si accende la lotta a rimbalzo, esce vincitrice Imola. Carvel è già pronto per sparare la tripla in angolo, la rifiuta, si va invece da Sgorbati che commette infrazione di passi tutta la vita. Incertezza di Sgorbati. Carvel molto altruista, giustamente non è andato al tiro anche perché la difesa di Ferrara era rientrata molto bene. Sgorbati ha avuto quell'incertezza di troppo che ha causato la palla persa. Sì, però ha fatto un'ottima apparizione comunque in questo secondo periodo, ha fatto delle buone cose, ha preso un bellissimo rimbalzo lottando lì sotto, anche in difesa si è dato tantissimo da fare, probabilmente sì, Carvel doveva prendersi lui quel tiro visto che è la sua specialità. Torniamo in cronaca, un minuto abbondante alla fine del primo tempo, si impicca un po' Brkic, commette fallo in difesa di Imola, di Amoni immagino. Così è, regala 2 tiri liberi al Cesenate. Ferrara che oltre a Henderson nel corso della stagione ha tagliato anche Lestini, che era finito un po' ai margini delle rotazioni di coach Morea, è andato a rimpolpare la squadra di Matera, mentre a inizio stagione, ancora prima che cominciasse il campionato, era stato tagliato l'americano Rhett, dato che il suo muscolo al flessore della gamba destra non era guarito. Sbaglia Carvella schiacciata, dall'altra parte Eric Rush ne mette 2 e arriva la parità a quota 34. Ferrara completa la rimonta da -10 alla parità a 30 secondi dalla fine del secondo tempo. Maggioli tiro dei suoi dai 5 metri, questo non lo sbaglia mai, assist Sabatini per Maggioli.
che ne mette 2. 36-34. Vediamo se Imola andrà all'intervallo in vantaggio oppure no. Manovra, immagino, fino alla fine del tempo concesso la squadra ferrarese, con Guarino che va con l'alley-oop. Ancora Udano inchioda la schiacciata. Imola poi perde un po' di tempo per la rimessa e scadono così i 10 minuti di secondo quarto. Ticchi arrabbiatissimo, statuario davanti alla propria panchina. Si è concesso decisamente troppo a Udano, che ha piazzato 3 schiacciate delle sue. Finisce in parità, 36 pari il primo tempo, però Ferrara ha segnato 24 punti nella ripresa, Imola solamente 17. Ha sciolto un pochino le briglie. Nel primo parziale Imola è stata molto forte in difesa, poi dopo si è un pochino bloccata. I cambi anche hanno cambiato un pochino l'inerzia. Carvelli è rimasto a sedere forse anche troppo, ha provato anche un po' di spettacolo in questo finale. Sicuramente il risultato giusto questo pareggio all'intervallo, vedremo nel secondo tempo. Ci risentiamo fra pochissimo per la ripresa. In campo per il secondo tempo di Andrea Costa Imola, Bondi Ferrara, perfetta parità a quota 36 alla fine dei primi 20 minuti di gioco, che si sono conclusi con nessun giocatore in doppia cifra per Imola, che ne ha 9 da Anderson e 8 da Sabatini. Percentuale al tiro per Imola 8 su 19 da 2, 6 su 13 da 3, ma percentuali sporcate soprattutto nel secondo quarto. 21 rimbalzi per Imola e 7 palle perse. Ferrara ne ha 15 dal leader indiscusso Udano, con 7 su 10 al tiro e 5 rimbalzi, 15 su 25 al tiro da 2, 2 su 9 appena da 3 e 22 rimbalzi con appena 5 palle perse. Ferrara che tra l'altro ha la palla in mano. Ricordiamo che Ferrara aveva anche 10 punti da recuperare sul 26-16. Bravi gli uomini estensi a farlo, stringendo la difesa. Sbaglia la tripla Ryan Bucci, un po' spuntate le sue percentuali questa sera. Imola va con il proprio starting 5, si arma il braccio di Norman Hassan che sbaglia ancora, rimbalzo conquistato da Brkic. In campo assieme a Buccilosi, Udano ed Eric Rush. Ferrara davanti alla nostra postazione, Udano contro Maggioli, si va fuori da Eric Rush, su di lui la marcatura di Hassan, la tripla ancora sbagliata dagli estensi che fino a questo momento tirano con 2 su 11. Sabatini slalomeggia, infrazione di passi per il bolognese. Primo minuto da dimenticare da una parte e dall'altra. Sì, si è visto sicuramente poco spettacolo in questo primo minuto di terzo parziale. Le squadre provano a correre in contropiede, provano a utilizzare le energie. Fa molto caldo questa sera, quindi bisognerà vedere anche nel finale quante energie, chi avrà più energie. Ferrara sicuramente ha la panchina un po' più corta dell'Andrea Costa. Vedremo come prosegue questa partita. Terzo attacco di Ferrara, che ha avuto la terza palla del vantaggio, ma è arrivata un altro errore, questa volta per infrazione di 24 secondi. Punteggio bassino per due squadre che sono rispettivamente Ferrara e Imola quinta e sesta per marcature in campionato, con 77 punti di media. In particolare Imola ne segna 82 in casa. 8:35 alla fine, ancora Norman, si attendono i suoi punti, si va da Maggioli, tiro dai 6 metri, è il suo Michele Maggioli. Quanto vorremmo che se ne prendesse qualcuno in più. Sì, poi ha sfruttato sicuramente i sincronismi di Ferrara, non sono proprio veloci. Lui è stato molto bravo, questa mano ce l'ha, questa mira. Probabilmente adesso era anche fallo di Maggioli, che si è aggrappato sul braccio di Udano. Fasi un po' confuse a dire il vero, 2 schiazzate sbagliate, una da una parte e una dall'altra. Mamma mia, i giocatori sono un po' quasi assoppiti durante la pausa lunga. Mani sul capo per Ticchi, quasi a non voler credere questo doppio errore di Imola. Il buon contropiede di Gerardo Sabatini, che fino qui ha 3 su 5 al tiro, con 7 rimbalzi per Sabatini, molto inusuale per un playmaker come lui.
ha sbagliato una conclusione abbastanza facile, pur con la mano che non è la sua. Zingarata di Losi che si fa praticamente tutta l'area, poi torna fuori. Bucci al tiro, errore. Ferrara fin qui 4-5 errori dal campo. Carvel finta la tripla, poi si va sotto da Maggioli che deve giocarsi l'1 contro 1 e rischia di perderla, prende Sabatini. Un po' confuso l'attacco Imola, Norman Hassan, alla fine lui la tripla se la prende, ma arriva un altro tiro scentrato. È assurdo come Norman stia sbagliando tanti tiri ma in maniera molto evidente. E Bucci punisce con altri 2 punti. La cosa più grave, Fabrizio, adesso per l'Andrea Costa è dopo un attacco sicuramente fatto male, dove hanno capito veramente poco, c'è stato anche un paio di cambi difensivi in corso d'opera da parte di coach Morea. Imola non sia rientrata in difesa, proprio questa mentalità. Imola deve riprendere a restare concentrata per tutti i 40 minuti. E poi alla fine ti tira Anderson dai 6 metri e segna, allora viene da chiedersi non è forse il caso di permettere qualche tiro in più a questo giocatore? Beh, c'è anche la difesa. Ferrara ovviamente, come tutte le squadre che giocano contro l'Andrea Costa, sanno che lui è il pericolo numero 1 e quindi provano a rompere i propri schemi e i propri giochi. Sorpasso Ferrara sulla tripla di Losi, bravo Washington a ristabilire un po' le distanze. 42-41, siamo certi che ora sarà punto a punto per un bel po', perché lo ripetiamo, queste due squadre viaggiano per lo stesso obiettivo, i playoff. Imola i playoff li ha quasi matematicamente raggiunti, ma vuole una posizione di prestigio. Ferrara invece li vuole raggiungere e al momento questa posizione è distante 2 punti. Lo ricordiamo, le prime 8 del girone est assieme alle prime 8 del girone ovest accederanno ai playoff a 16 con primo turno di ottavi. 42-41, rimessa con 14 secondi sul cronometro per Ferrara. Un po' di chiarimenti fra Ticchi e l'arbitro Grigioni. Qui c'è un fallo fischiato invece dall'arbitro di testa di Sabatini, che sembrava aver preso tanta palla, poco braccio, ma la decisione degli arbitri è ovviamente irrevocabile. Imola si sta caricando di falli. Per la precisione ce ne sono 3 da Washington e 2 da Prato. Sì, c'è un fattore anche quello. Imola c'è da dire che ha la panchina un po' più lunga di Ferrara. Adesso intanto nel frattempo sembrava un passi, stanno concedendo comunque tantissimo sotto le planze, cioè, si sta picchiando veramente tanto, così come nel secondo quarto. Adesso vedremo se il metro resta questo. Hassan per Maggioli, lato sinistro per l'attacco di Washington che è in palla, l'attacca quel canestro. Grande numero di Landon Washington, ha fatto un movimento da ballerino facendo passare la palla non si sa dove. Gran canestro con la mano tra l'altro non dominante, quella a destra di Landon Washington. Bravissimo a non fare passi in questo caso, perché ci voleva veramente poco anche per farsi la passeggiata, non ha perso l'equilibrio. È sicuramente un giocatore in forma, un giocatore che contro Agropoli in Coppa ha avuto anche un pesante diverbio durante la partita con coach Ticchi, col coach dell'Andrea Costa, costretto a chiamare 2 time-out di fila. Segna Norman Hassan, la tanta sospirata tripla. Il numero 17 di Imola mette il bengala del +6, 47-41. Una tripla pazzesca, così presa con la palla che carambolava fuori dall'area. Ha avuto ragione lui. Imola al 7-0 aperto che la rispedisce avanti di 6. Sì, finalmente anche il pubblico di casa si alza tutti in piedi, sente che potrebbe essere un buon momento per l'Andrea Costa, sta spingendo i propri ragazzi, prima Carvel, poi Bughi e adesso anche Norman Hassan, che finalmente riesce a realizzare un bel canestro da fuori. A dire il vero, Ferrara in questo caso era un po' in balia dell'attacco di Imola, non è arrivato l'aiuto sulla tripla di Hassan, quasi sembrava battezzato visto le precedenti conclusioni.
buon per l'Andrea Costa, bel clima qui al Pallaruggi anche oggi, un po' una costante di quest'annata veramente molto positiva dei biancorossi. Bellissimo, anche se me lo concedi ancora un secondo Fabrizio, durante l'intervallo i tantissimi bambini e le famiglie che hanno invaso il campo per far giocare i ragazzi. Uno di questi anche non voleva riconsegnare il pallone, è stato molto buffo ai giocatori di Ferrara. Siamo alla metà del terzo quarto, Imola in un amen si è riportata a +6, che non è sicuramente una dote importante in una partita contro Ferrara, ma quantomeno siamo tornati a un buon divario. 4-7, 4-1 e soprattutto essere avanti dà fiducia. Attacca ancora Imola sulla palla persa della squadra ospite. Sabatini va sul lato destro con Leonard Washington. Carvel fa ammattire Eric Rush, va fino in fondo, apre il pallone per le mani di Gerardo Sabatini che prova una magia. L'errore nel suo sottomano. Ferrara riparte con Brkic che non ci pensa su e mette la tripla, che vale il suo 12° punto. Una gara importante, quella dell'ex di turno di ben 10 stagioni fa. Brkic, che lo ricordiamo è un classe 82, dunque 34 anni e tanta esperienza portata sul parquet. Il fallo su Bughi fra le proteste del pubblico ferrarese. 2 liberi per Washington con Ferrara che esaurisce il bonus a 4 minuti dalla fine del terzo quarto. Beh, positivo, Imola adesso deve provare a entrare dentro l'area. Prima l'azione era stata un po' prolungata, il tiro di Sabatini era stato anche positivo, seppur un po' con poco equilibrio. È positivo se in questo terzo quarto Washington sta prendendo un pochino anche lui qualche responsabilità. Nel primo tempo sembrava veramente, non dico un corpo estraneo, ma quasi. Anche i falli lo hanno molto limitato e Coach Sticky l'ha lasciato a sedere per tanti minuti. Primo assegno per il nativo della Louisiana, l'anno scorso esperienza per lui in Cile. 1 su 2 solamente per Leonard, doppia cifra per lui. Rimbalzo conquistato da Rush, che è il miglior rimbalzista dei suoi. Il miglior rimbalzista di Imola è clamorosamente Sabatini, che ha già conquistato 9 carambole. 4-8, 4-4 a 3,40. Brkic in punta, la perde per l'ottima interferenza del neoentrato De Nicolao. Prende Carvel, tira con i piedi per terra. 14 di Anderson con la quarta tripla dell'incontro. Sì, Carvel sta facendo veramente tutto quello che è bellissimo, anche questo canestro di Guarino nel frattempo che risponde a Carvel. Carvel sta prendendo veramente i canestri essenziali, probabilmente non forza mai, non prende mai troppi tiri, molto intelligente questa sera. Però il cruccio sicuramente da parte dei biancorossi sono come lo è stato a Treviglio, 13 su 21, ricordiamolo, i tiri liberi, anche stasera 3 su 7. Carvel prende, prova ancora una conclusione pesante al 24° secondo, l'errore questa volta del numero 15 di Imola. Ferrara è viva, Ferrara è ancora a stretto contatto. Guarino prova il secondo tiro consecutivo della sua partita, questa volta il tiro si infrange sul ferro. Eccolo Maggioli che subisce il fallo di Bucci. E insomma Maggioli deve assolutamente prendersi questi palloni sotto. Applausi per Leonard Washington che va in panchina per gli ultimi 2 minuti e 30 secondi. Bravo Washington anche a non spendere falli, perché lo ricordiamo ne ha già accumulati 3. Bravo dunque a gestirsi. Dovrebbero essere 2 tiri liberi però per Imola, no, così non è. Evidentemente la squadra non ha esaurito il bonus, come invece avevo erroneamente detto poco fa. Arriva anche la tripla di Michele Maggioli e allora Imola torna a +8 sul 54-46 con la tripla del giocatore che proprio non ti aspetti. No, assolutamente no, infatti Ferrara l'ha lasciato tirare, gli ha lasciato tanto spazio, preferisce evitare le penetrazioni centrali dentro l'area, invece
Bella anche questa difesa da parte di Maggioli, poi arriva la manona assolutamente da noi, però Maggioli 4 su 6 questa sera, sicuramente molto positivo davanti, dietro nel primo tempo, diciamolo, qualcosa ha lasciato a desiderare. Udano in primo, un'altra schiacciata in tapin sull'errore di Rush, entrata in campo Prato, in angolo Norman Hassan, altra tripla. Imola mette la nona tripla dell'incontro su 20 tentativi, 57-48, si apre il divario, altro recupero di De Nicolao, grande partita del giocatore padovano che poi ragiona 80 secondi alla fine del quarto, Imola con la possibilità di mettere doppia cifra di vantaggio fra 6 avversari, 7 secondi per il tiro, va dentro Patrizio. Poi la cede con un grande assist, ancora da Hassan, 8 punti per lui, tutti nel terzo quarto, arriva al più 11 per Andrea Costa, 59-48, nel momento in cui sembrava che Ferrara potesse mettere la freccia. Sì, massimo vantaggio dell'Andrea Costa dopo il più 10 del primo periodo, ancora tutto il pubblico in piedi. Imola ha sfruttato un altro sulla scia sicuramente di Maggioli anche come davanti, ma anche il recupero di De Nicolao è stato fondamentale, con Imola che appena può prova a correre, se non riesce invece prova a trovare l'angolo giusto e soprattutto l'uomo giusto al momento giusto per il tiro da fuori. Luca Monduzzi. Insomma, abbiamo visto un Imola che ha trovato vigore dalla lunga distanza. Questo è stato un fatto che è mancato anche prima nei 2 quarti precedenti, sulle conclusioni di Hassan, anche Maggioli, Anderson. Imola ha costruito un ottimo vantaggio, ha saputo anche replicare alle iniziative di una Ferrara in cui in questo quarto abbiamo visto Morea fare poche rotazioni, abbiamo notato in questo caso, e sicuramente questo può essere, vuole affidarsi a un quintetto prestabilito. È chiaro che alla lunga ha perso lucidità in queste cose, perché molti tiri sbagliati da parte di Ferrara gli hanno fatto perdere il contatto diretto con Imola. Ora Imola si è preso un vantaggio oltre la doppia cifra, sicuramente può essere anche prezioso considerando che gli attacchi non sono stati così esplosivi in questa partita. Siamo sul 59-48 alla fine del terzo quarto, 11 punti di vantaggio possono essere un buon bottino a patto di continuare con la stessa concentrazione che abbiamo visto in questi ultimi 2 minuti. Qui vengono regalati 2 punti a Jordan Losi che sembrava chiaramente in 2 tiri liberi a Losi che sembrava in azione di passaggio. Alessandro. Sì, anch'io onestamente sì, era fallo sicuramente di De Nicolao che aveva difeso veramente forte, però i 2 tiri liberi non li abbiamo capiti. So che l'arbitro ha parlato tanto con Ticchi che ha rischiato anche fallo tecnico in questa situazione, non so effettivamente con quale regole si sono attaccati. Bellissimo nel frattempo il numero di De Nicolao che da quel lato rischiava la stoppata, invece è stato molto bravo. Bella anche questa azione di Ferrara in velocità, gran due bei palloni in queste 2 azioni. Ora stiamo vedendo veramente delle azioni fantastiche in una partita che è molto spezzettata, insomma con molti errori ma anche con delle grandissime giocate individuali. Quella di Washington qualche minuto fa, ora quella di De Nicolao che ci sembra essere in una fiducia incredibile. Insomma, Imola questa sera ha 2 playmaker di grandissima levatura. Rush sbaglia il secondo dei 2 tiri liberi, va dentro fino in fondo e si prende la stoppata Norman Hassan, una stoppata clamorosa da parte di Udano.
con Imola che avrà però ancora il possesso del pallone. 61-51 a 24 secondi. Se ne incarica Prato, riceve Amoni con difficoltà, arriva il recupero di Udano che andrà a imprimere un'altra schiacciata. Mamma mia, che giocatorino questo Ike Udano. Meno 8 per Ferrara, Imola avrà l'ultimo pallone. 10 secondi per Carvel. Arriva il fallo speso da Ibarra, giocatore argentino di Cordoba, un buon fallo perché non è ancora in bonus Ferrara. I secondi ora per Imola sono 6. Prova a ricevere Carvel, si va in angolo, Imola la perde. Imola aveva 10 punti palla in mano, ora ne ha 8 palla agli avversari. Rimaniamo in cronaca per vedere quello che Ferrara riuscirà a fare. Potenzialmente Imola rischia di aver distrutto in 30 secondi il proprio impero. Vediamo un po'. Velocissimo rush, va dall'altra parte. Alla fine il passaggio per Udano era fuori portata, la palla recuperata da Amoni. 61-53, 8 punti di vantaggio. Non sono tanti, ma non sono neanche pochi in una partita a punteggio non altissimo. No, l'Andrea Costa ha dato un colpo di reni nei minuti centrali di questo periodo e poi, come è successo anche nel secondo tempo, nel secondo parziale, scusate, ha rischiato di vanificare un po' tutti gli sforzi con 3 palle perse, un paio di errori assolutamente evitabili, che l'Andrea Costa anzi doveva evitare questi errori. Ferrara è stata bravissima assolutamente a recuperare, a provare a aumentare i ritmi. Imola lo sa che quando c'è in campo Maggioli fa molta fatica a tornare in difesa e quindi sta sfruttando anche questa componente offensiva. Un'occhiata alle cifre fino a questo momento. Imola che da 3 molto bene, tira con 10 su 21, ma bene anche da 2, 14 su 29 per un 48% totale al tiro che insomma fa ben sperare. 31 rimbalzi per Imola, 30 invece per Ferrara che tira un po' peggio con il 45% dal campo e soprattutto con il 40% dal campo e soprattutto 28% da 3. 10 palle perse per Ferrara a fronte di 5 recuperi. A livello di punti 14 per Anderson, 10 per Washington, 9 di Maggioli, 8 a testa per Hassan e Sabatini. Dall'altra parte 19 punti di Udano che tira con 9 su 13 dal campo con 8 rimbalzi, 12 per Brkic e 8 per Rush con 10 rimbalzi. La situazione falli alla fine è contenibile per entrambe le squadre perché non ci sono giocatori con 4 falli né da una parte né dall'altra. In campo per l'ultimo quarto Imola è con De Nicolao, Prato, Hassan, Amoni e Washington, dunque un po' di riposo in panchina per Carvel Anderson. Gli ospiti che si mettono a zona fronte pari sono con Guarino, Bucci, Udano, Brkic e Rush, la tripla sbagliata da Imola. Vediamo come Imola deciderà di attaccare la zona, vuole andare fino in fondo Rush, la cede a Udano, Rush riceve, finta la tripla, si riparte da Guarino, manovra palla per linee perimetrali, la Bondi Ferrara, Brkic attacca Washington, la gran palla per Udano che si fa sempre trovare pronto, schiaccia ancora Udano, il meno 6 Ferrara sul 61-55. Una giornata dove Imola deve portare a casa i 2 punti per continuare a sperare nella posizione di prestigio dei playoff. Galleggia Washington nei pressi del canestro, ne mette altri 2, 12 per lui. Imola più 8, 63-55.
Hassan contro Bucci, che fino a qui non si è fatto vedere granché. Amoni è su Brkic, eccolo qua David, si va da Bucci che attacca il canestro, proverà la stoppata e riesce per Washington, e l'ultimo a toccare sembra Ryan Bucci, che giura di non averla toccata dopo la stoppata, ma evidentemente l'arbitro di coda era lì vicinissimo. Recupera palla Imola, dunque stoppata con recupero per Boogie Washington. È il momento di spingere per l'Andrea Costa. Il taglio per Hassan, che però sbaglia la conclusione, allarga le braccia, picchi, Udano riceve, prova a segnare, a momenti riusciva il miracolo no look. Il fallo di Prato su Ike Joseph Udano. Giocatore che quando gli è stato chiesto se fosse in forma fisicamente ha detto: beh, giocavo 60-70 gare in stagione fra campionato e Lega Baltica, cosa volete che sia per me fare le ultime 7 partite del vostro campionato? Udano fa 2 su 2 dalla linea, 23 punti per lui, il doppio di quanto ne ha fatturate nelle prime 2 uscite, 63-57. Ferrara è pericolosamente a contatto, con difesa che continua a essere a zona, fronte pari per gli uomini di coach Alberto Morea. De Nicolao prova a studiare la chiave per risolvere questo rebus, si butta dentro, prova il semigancio, il ferro non lo aiuta, rimbalzo conquistato dalla pastificio Bondi Ferrara. Si va ancora sotto da Udano, che segna con, vediamo un po', canestro valido con il fallo di Hassan. Fallo di Hassan, giustissimo, però Hassan si sta sbracciando anche con i suoi compagni che non sono tornati in difesa. È proprio il problema di Imola. Imola ha provato anche nel terzo quarto a scappare, sta cercando di effettuare dei colpi di reni, ma Ferrara è veramente brava, prova a rientrare tutte le volte, magari anche in questo caso a non trovare il pareggio. Qui c'era un passi clamoroso di Nicolao non fischiato dagli arbitri, veramente incredibile come non ha fatto a vederlo in questo caso. Ma Imola anche qui un po' di confusione, non si capisce cosa sta succedendo, il campo tutto bagnato, bravi gli arbitri a fermare, perché se qualcuno si poteva fare male. (63-59), Ferrara è tornata a -4 grazie alle invenzioni di Udano. Ferrara ancora con la palla in mano e Carvel Anderson ancora in panchina. Sì, ancora in panchina, giustamente ha giocato tutto il terzo quarto. Secondo me, a mio modesto parere, se non subito dopo il time out, ma dovrebbe rientrare in questo caso, anche per dare un po' di fiato a Patrizio Prato, che negli ultimi minuti, anche se ha sbagliato dei liberi, un libero sanguinoso in quel di Treviglio, ma la sua esperienza è molto importante. Ricordiamo che la prossima domenica, essendo Pasqua, il campionato è fermo. Si ritornerà in campo la prima domenica di aprile e per Imola sarà un'altra gara interna, sarà un vero e proprio big match, perché arriverà Mantova, squadra che guida la classifica attualmente assieme a Treviso, ed è stata proprio la squadra che domenica scorsa ha vinto a Ferrara con una remonta clamorosa. Dunque Imola-Mantova sarà la prima domenica di aprile, poi per Imola trasferta in quel di Legnano prima delle ultime 2 gare interne contro Verona e a Mantova. Dopo il time out, la palla persa sulla rimessa in maniera un po' banale per Francesco Guarino sulla buona difesa di Imola, che mantiene 4 punti di vantaggio sul 63-59 a 7-21 dall'ultima sirena. Vediamo un po'. Prato contro Rush, De Nicolao e contro Guarino. Amoni è controllato da Brkic,
Eccolo Prato, ancora l'errore. Patrizio fa fatica questa sera a trovare le sue conclusioni. 0 su 4 dal campo per il Gaucho. Palla del possibile -2 per Eric Rush, che si palleggia su una caviglia. Ossigeno vero e proprio per Imola. Beh, in questo caso sì, Imola si è evitato una difesa asfissiante. Abbiamo visto prima quanto fatichi a contenere Udona sotto canestro. In questo caso questa palla persa di Rush è sicuramente un regalo per Imola, che va magari con un po' più di sollievo in attacco. Purtroppo in attacco fallito da una delle ennesime tiri sbagliati da Amoni in questa partita, e forse non a caso adesso Ticchi sa che è il momento di rimettere dentro Maggioli, che onestamente rispetto alla gara di andata sta giocando veramente un'altra partita rispetto alla gara di andata, in cui proprio non vide più il campo in tutto praticamente il terzo e l'ultimo quarto. In questo caso invece è stato molto prezioso sia in attacco e sia anche nel suo contributo a rimbalzo. 6 minuti e 35 secondi. Manovra palla Ferrara. Tornato in campo, come detto da Luca, sia Anderson sia Maggioli. Insiste Bucci, forse falli su di lui. Non fischiano gli arbitri, ben per Imola. Rimbalzo Anderson, ma c'era un chiaro fallo su Ryan Bucci. Tartassato dalla difesa di Imola, che sta ovviamente spendendosi su di lui. Anderson, un tiro un po', come dire, forzato. Non era il caso, secondo me, trovarsi una tripla del genere all'azione appena abbozzata. Momento un po' di stasi della partita, le squadre non segnano più. Riceve Bucci, ora il faro offensivo della sua squadra rischia di perderla, poi con fortuna la ritrova. Infrazione di passi per un Ryan Bucci completamente fuori partita. Una delle tante palle perse per Ryan Bucci. Fischi al suo indirizzo, esce il giocatore figlio d'arte, ricorderete papà Giorgio, idolo di Fortitudo, Siena e Forlì. L'anno scorso in quel di Ferentino produceva 12 e 5 punti a partita. Questa sera Ryan Bucci appena a quota 4 con tanti errori dal campo. Carvel in possesso di palla, si prende la tripla, Carvel sbaglia, secondo ferro. Altro rimbalzo conquistato da Udano. E dai, Ferrara è sempre lì. Ricordiamo che Ferrara ha trovato la parità a quota 46. Guarigno segna la tripla del -1. 5 minuti tondi. Un piccolo supplementare che Imola affronta con un punto di vantaggio. Washington fronteggiato da Udano. 6 secondi per il tiro, si avvicina a canestro sulle tacche. Leonard alza la parabola, segna Leonard. Imola +3, 65-62. Gran gara quel Palaruggi, prova l'assist sotto all'indirizzo di Udano Guarino. Non riceve però, si trattava di Rush. Palla persa Ferrara che prova a spingere e ad andare in velocità. Imola deve ragionare, 4:25, si gioca anche col cronometro ora. Dentro Prato, magia di Patrizio. Eccoli i primi 2 punti della partita e arrivano in un momento chiave. +5 Imola sull'abbrivio di Patrizio Prato. Losia arresta il palleggio, va da Guarino. In punta contro De Nicolao. Prende la tripla Guarino, prova a ripetere la conclusione di qualche istante fa. Troneggia Washington a rimbalzo contro Brkic. E Imola va con tutta la calma di questo mondo, con De Nicolao che varca linea mediana di centrocampo, riceve in angolo, arriva il blocco di Michele Maggioli che riceve. Ecco lo scontro fra titani contro David Brkic. Arriva il fallo del Cesenate. Tutto bene per Imola che va alla rimessa con 14 secondi sul cronometro.
3 minuti e 40 secondi. Morea rimette in campo Ryan Bucci. Fuori Washington al posto di Amoni. Maggioli riceve la rimessa. De Nicolao ancora fuori, vuole e cerca Maggioli, fallo in attacco di Michele Maggioli nel tentativo di ricevere palla. Se la ride sotto i baffi Ticchi. Ed è il momento di Gherardo Sabatini. Ci sta. Peccato per questa azione che non si è capito molto bene, anche questo fallo che è stato fischiato. Almeno io personalmente non l'ho visto molto bene. Anche in precedenza, comunque lì sotto si stanno picchiando selvaggiamente un po' tutti. In questo caso probabilmente nel finale gli arbitri vogliono un po' più di ordine da parte delle squadre. Brava Imola in questo caso in difesa, bravissima, un po' come nelle due difese precedenti dove lo stesso Washington che è uscito aveva fatto 2 tagli fuori pazzeschi con l'aiuto di Maggioli, e anche adesso sono stati molto bravi a cambiare difesa l'Andrea Costa di nuovo e a mettere in confusione gli avversari. Gli applausi di Imola a sospingere i biancorossi verso un'importante vittoria in questa quintultima giornata di campionato. Sabatini arriva fuori da Michele Maggioli che arresta il palleggio. Gherardo deve ricominciare da capo, 5 secondi per il tiro, va fino in fondo, poi serve il pallone per Amoni che prova il gancione vecchio stile. Pallone che finisce corto, bisogna fermare Rush che apre la conclusione pesante di Losi che sbaglia un rigore. Maggioli è lì a prendere la carambola, Grasso che cola per Imola, 2,40, 5 di vantaggio per l'Andrea Costa, va dentro Carvel che poi subisce un fallo, non fischiano gli arbitri, ma insomma attenzione Guarino, la tripla, scheggia solamente il ferro, brutta scelta per Guarino, ma insomma c'era chiaramente un fallo su Carvel che era stato sbilanciato nel momento in cui doveva andare al tiro. Con calma Imola, deve andare con calma, 10 secondi al termine dell'azione, Imola li deve usare tutti, fallo questa volta subito da Eric Rush. Applausi ironici del pubblico del Pallaruggi, altri 14 per Imola dopo il fallo perché non ha esaurito il bonus Ferrara. Assolutamente, anch'io non ho capito il motivo per il quale non è stato fischiato quel fallo che sembrava veramente clamoroso, però l'Andrea Costa deve stare concentrata, deve stare bravissima, deve stare lì con la testa e non pensare agli arbitri, quello che fischiano, deve pensare a lei, da attaccare con intelligenza adesso. Nel frattempo è rientrato Leonard Washington, era a sedere per un minuto a prendere un po' fiato, è importantissimo, serve la sua fisicità e i suoi rimbalzi. 2 minuti alla fine, ancora Carvel si mette in proprio, arriva un gran canestro di Carvel Anderson che rimane in galleggiamento per quel secondo in più che gli permette di andare a mettere il pallone nell'anello. Udano ancora a segno, 27esimo punto per lui, fallo speso immediatamente da Ryan Bucci a fermare il cronometro. Ferrara non è ancora in bonus. Quarto di Bucci, Imola più 5, 69-64 a 1 minuto e 45 secondi. Gara ancora tremendamente aperta, Imola però con il pallone in mano. Sabatini corre, spinge contro Jordan Losi, poi ritorna sui propri passi, attenzione a non commettere falli in attacco. Esce Carvel e riceve, marcato da Rush, tira da 7 metri, Carvel Anderson questa volta non segna, a differenza di tante occasioni in cui invece nell'ultimo minuto Carvel era stato decisivo. Rush riceve e va a segnare, però insomma Ferrara sta trovando delle conclusioni troppo veloci, era altissima percentuale di tiro, -3, torna un possesso il pastificio Bondi a 65 secondi. Imola deve segnare in questa azione. Vediamo un po', Carvel, 1 minuto tondo alla fine, ultimo minuto di gioco.
Carvel vuole l'isolamento contro Rush, si ripete il tema di qualche azione fa, si arresta e tira, Carvel Anderson sbaglia ancora, Anderson ha sbagliato gli ultimi 4 possessi dell'incontro, recupera il rimbalzo clamoroso Imola, segna, subisce un fallo incredibile, incredibile. Francesco Amoni recupera il rimbalzo, segna in sottomano rovesciato e trova i 2 punti, incredibile. Amoni l'azione della partita, ma lasciami concedere una standing ovation anche ai suoi compagni per come hanno fatto taglie fuori, soprattutto Washington, ha lottato come un leone e ha tenuto lontano Udano che salta tantissimo, bravissimi, ha fatto un'azione di squadra veramente, veramente bravi. Adesso però nella pallacanestro, come è successo prima, bisogna rimanere ancora concentrati e mantenere la spina collegata, perché si sa che tutto può succedere con 46 secondi. Sì, il tiro di Carvel non si era spento oltre il tabellone, ma era ancora, come dire, giocabile. Il gran tagliafuori di Washington ad agevolare il rimbalzo offensivo di Amoni, che poi è stato bravo a segnare i 2 punti con l'aggiuntivo che rispediscono Imola +6. Sì, Amoni ha un po' tolto le castagne dal fuoco dopo in questo caso al posto di Anderson. 2 volte Anderson ha provato a chiuderla lui dal tiro, col tiro da fuori, come giustamente hai ricordato abbiamo visto fare parecchie volte, e in questo caso forse uno dei protagonisti meno inaspettati, non perché Amoni non sia un lottatore, sappiamo benissimo quanto sia caparbio anche a muoversi sotto canestro, ma perché magari forse ci saremmo aspettati di vedere Maggioli nel finale, visto la sua intraprendenza a rimbalzo. In questo caso, ancora per una volta, la scelta sta premiando Coach Ticchi. Vediamo questi ultimi 46 secondi. 2 possessi pesantissimi che Imola ha nei confronti di Ferrara, che sarà obbligata ad andare al tiro da 3 punti. Il quasi recupero di Amoni, che perde la maniglia proprio nel momento più importante. Bene così, però grande pressione messa su Ferrara, riceve Rush, attenzione, con facilità Rush decide di andare dentro, serve pallone nelle mani di Udano, perde tempo Ferrara, si va da Brkic che va a segnare. Ha spostata Udano. Due liberi per Brkic, l'impressione è che la palla sarebbe comunque entrata. Dunque molto bene, perché il canestro non è stato dato buono, dunque 2 tiri liberi per Brkic. Comunque che cosa ha fatto Amoni sulla rimessa precedente? Veramente pazzesco come ha anticipato Brkic, ha lottato tantissimo, poi purtroppo non è riuscito a mantenere il pallone in gioco, ma bravo veramente Amoni. Segna Brkic il primo dei 2 tiri liberi. ...34 secondi a cronometro fermo. Attenzione! Sbaglia Brkic, attenzione alla tripla di Ferrara che sbaglia, per fortuna di Imola, con Losi, il pallone nelle mani di Imola. Che rischio per Imola, perché sul tiro sbagliato da Brkic era arrivato il rimbalzo d'attacco di Udano, poi Losi, per fortuna imolese, ha sbagliato la tripla. 28 secondi. Vediamo un po'. Time out richiesto saggiamente da Coach Ticchi. No, sembra che l'abbia chiamato Morea, mi sembra di aver capito, forse. Non vorrei sbagliarmi, ma ho visto Ticchi che indicava dalla parte opposta. Mamma mia, pazzesco. Più 5, 28 secondi, c'è la caccia uomo adesso sulla rimessa. Soprattutto Memory con l'Andrea Costa a 40 secondi al termine a Treviglio, dei tempi regolamentari, più 3, si è fatta riprendere e ha perso i supplementari. Quindi la palla a questo punto dovrebbe andare, secondo i piani, a Carvel o in alternativa a Patrizio Prato, che in teoria sono i 2 giocatori con più esperienza e con la mano un po' più glaciale.
È stata comunque una partita molto ruvida e combattuta questa sera qui al Ruggi. D'altra parte, insomma, siamo alla fine della stagione, ognuno lotta per i suoi obiettivi ed è ovvio che, a parte forse Matera che pare un po' aver perso la fiducia nei propri mezzi, essendo insomma una squadra comunque al di sotto delle potenzialità rispetto ad altre squadre, le altre lottano tutte. Eccolo qua il fallo che arriva all'indirizzo di Carvel Anderson, che è il secondo tiratore dei liberi del campionato, tira con il 91%. Dunque il giocatore migliore che Imola poteva spedire dalla linea della carità, con Carvel che ha la possibilità di mettere 3 possessi fra Imola e gli avversari. Segna il primo Carvel. Sbaglia il secondo Carvel, uno dei pochi liberi sbagliati in stagione. Brkic per la tripla, partita ancora aperta. Brkic che riporta -3 i suoi, riceverà ancora Carvel. Altro fallo speso su di lui a 15 secondi sul 73-70. Facciamo che non ricordo più la posizione di Carvel in classifica dei tiratori dei liberi, va bene? È meglio di no, dai, è meglio di no. Anche qua di fianco si stanno, diciamo, toccando nelle parti intime tutti i tifosi biancorossi. Ricordiamolo, purtroppo a Treviglio il 13 su 21 ai tiri liberi ha condannato l'Andrea Costa. Questa sera a un certo punto sicuramente non era molto positivo, per adesso siamo sul 6 su 10 se non sbaglio. Sicuramente Imola dovrà lavorare anche su questo fondamentale per le prossime partite, che ricordiamolo è soprattutto mentale e di meccanica. Imola rimette 2 possessi, 4 punti, attenzione però a Ferrara con Losi che finta la tripla, la prende in questo momento Losi, è storta, Udano prova da capitalizzare, non va, e Imola allora la vince con 4 secondi. Robaccia di Ferrara che ha insomma gestito malissimo quest'ultimo possesso. È arrivato il quinto fallo di Ryan Bucci, il fallo su Carvel Anderson. Imola la vince soffrendo, ma la vince. Applausi di ticchi all'indirizzo del proprio pubblico. 4 punti di vantaggio e altri 2 liberi per Carvel, che alla fine è a quota 19, dunque i suoi 20 li mette anche questa sera, nell'ambito di una partita dove però gli errori per il giocatore americano di Imola sono stati frequenti. 2 su 7 da 2 e 4 su 10 da 3. Anderson arriva a 20, Imola finisce con 76 punti, 70 quelli segnati da Ferrara. Imola comunque vada, rimane fra le prime 5 del campionato. Sì, è una bella boccata d'ossigeno. Dopo la sconfitta di Treviglio e anche quella prima con Agropoli in Coppa, Imola sembrava non più in grosse condizioni atletiche e fisiche, invece questa sera, pur non strafando, pur non bastonando fra virgolette sportivamente parlando gli avversari, però ha dimostrato comunque le battaglie di poterle ancora portare a casa. 20 di Anderson, 14 di Washington, 9 a testa per Maggioli De Nicolao. Hassan e Sabatini chiudono a 8. Grande prova da parte dei 2 playmaker di Imola, grande prova da parte di Washington, ma prova corale per l'Andrea Costa. Imola dall'altra parte, i 27 punti di un irreale Udano, 16 per Brkic, 10 per Rush, hanno deluso sia Bucci e sia Guarino, autori di prove spuntate. Chiederei l'ultimo commento anche per Luca Monduzzi del resto del Carlino. Sicuramente è stata molto più dura, ma come Imola sicuramente se l'aspettava, anche perché è stata dura l'andata. Imola ha sicuramente una gara corale in questo caso, non è stata certamente Anderson dipendente come in altre occasioni Imola, ma ha saputo affidarsi a tutti i suoi effettivi. Difficile trovare un migliore in campo, anche perché veramente abbiamo trovato ottime prove. Vediamo adesso i giocatori sfilare, quindi vediamo sicuramente l'ottima prova di Sabatini, l'energia di Washington in diverse fasi della partita, il solito De Nicolao prezioso anche con i punti, Hassan che forse ha ritrovato i momenti cruciali
il tiro, Maggioli fondamentale a rimbalzo e poi chiudiamo ovviamente con, diciamo, il solito Anderson, perché comunque ha avuto la palla nelle mani come giustamente deve essere. Ci ha fatto forse patire un po' di più con qualche libero sbagliato di troppo, ma alla fine ha avuto ragione lui. Imola conquista una vittoria che probabilmente, scusate se non abbiamo fatto conti, ma probabilmente varrà la certezza matematica dei playoff. Tiene ancora vive le speranze di tenere il quarto posto. Ferrara d'altro canto probabilmente queste speranze anche solo di arrivare ai playoff forse le ha abbandonate. Come sempre grazie per l'attenzione che ci avete concesso e buona Pasqua da parte di Fabrizio Turrini e Luca Monduzzi assieme ad Alessandro Salvini. Ci sentiamo dopo Pasqua per Andrea Costa Imola, Pallacanestro Mantova.